E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, Donald Trump ha tirato uno strattone alla corda perennemente tesa del dialogo, non dialogo, della, diciamo, interazione reciproca con la Russia. E la Russia batte un colpo, cioè c'è l'ennesima smentita oggi della retorica dei soloni, per cui Trump, nella migliore delle ipotesi, un dilettante, nella peggiore un dilettante al soldo del Cremlino. Invece sapete che Trump nelle scorse ore ha dato uno schiaffone, perché ha detto che Putin sull'Ucraina dice solo stronzate, dice cose insignificanti, continua a uccidere troppi civili, ha sbloccato l'afflusso di nuovi aiuti militari molto consistenti, il sistema antimissile Patriot, ha sdoganato la possibilità di implementare nuove sanzioni, comprese quelle famigerate di secondo livello, che sono molto dannose per l'economia russa. Insomma, ha ritirato la corda. Non ultimo, facendo riuscire strumentalmente un video della campagna elettorale presidenziale, in cui, in presenza di alcuni finanziatori repubblicani, aveva detto che, insomma, se Putin non la smetteva con l'Ucraina avrebbe bombardato Mosca. Ora, una chiara iperbole trampiana da campagna elettorale, contraria però alla caricatura di qui sopra di un Trump putiniano o isolazionista. Come dire, ha volutamente ridiffuso questo suo ammonimento iperbolico in campagna elettorale. Avviene tutto questo nelle scorse ore. Cosa è avvenuto in questi minuti? Che il segretario di Stato americano Marco Rubio, che sta incontrando l'omologo, Lavrov in Malesia, ha detto che Lavrov ha condiviso una nuova idea russa sull'Ucraina. Non si tratta di un nuovo approccio, è una nuova idea, un nuovo concetto che sottoporrò al presidente per discuterne, ha detto Rubio, chiarendo che non si tratta per forza di qualcosa che porta automaticamente alla pace, ma che potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso, cioè qualunque cosa sia, ovunque porti, magari da nessuna parte, è un domino incistato e difficilissimo. Si tratta comunque di un approccio nuovo della Russia rispetto alle posizioni precedenti, che può, secondo Rubio, non secondo l'ultimo arrivato, portare alla pace. Questo viene dopo la pressione messa da Trump, pressione su più fronti, perché nelle stesse ore i repubblicani al Congresso hanno appunto aperto al provvedimento per sanzioni più stringenti contro la Russia. Nella fattispecie si allude a sanzioni alle industrie dell'energia e della difesa russa, insomma al cuore dell'apparato militare industriale russo, e ai famigerati, che dal punto di vista di Trump è quasi un'arma da fine di mondo rispetto a Putin, dazi del 500% a ogni paese che acquista l'energia russa. C'è stata appunto la ridiffusione del famoso video di cui sopra. Avviene tutto questo e la Russia, volenti o nolenti, manda un segnale. Questo vuol dire che Trump non è la caricatura di Trump che ci raccontano quotidianamente. Trump riattualizza, diciamo nell'agone contemporaneo, un noto aforisma di Theodore Roosevelt, il Roosevelt giusto, non Franklin Delano, cioè il Roosevelt repubblicano, che diceva sii sempre sorridente con tutti, ma porta sempre con te un nodoso bastone. Trump è sempre sorridente con tutti, Putin compreso, nel senso che non solo è sempre aperto al deal, all'accordo, ma il deal è il suo primo schema, è lo schema principe con cui approccia la politica internazionale. Fin con gli Ayatollah ha iniziato dal deal, per 2 mesi perseguendo un deal non alla Barack Obama, cioè non una presa in giro, un deal che soddisfi le esigenze di tutti. Non l'ha ottenuto, è passato al nodoso bastone, cioè ha calato le bombe coi B2 sui siti atomici iraniani e li ha completamente devastati, ha riportato il programma all'anno zero. Mutatis mutandis, perché la Russia non è l'Iran e Trump è un realista, non è come dire un interventista scomposto. Mutatis mutandis ha registrato il perenne tatticismo di Putin, che dilaziona continuamente la partita, ha dato una robusta tirata alla corda e ha ottenuto
un segnale verso un possibile accordo. Questo vuol dire che, volenti o nolenti, l'unico schema cogente e effettivo che c'è sul tavolo per risolvere il dramma della guerra alle porte dell'Europa ce l'ha in mano Donald Trump, ma per ammissione stessa dei fantomatici volonterosi, no? Oggi Starmer e Macron, giustamente depauperato dalla loro retorica, invocano più pressione sulla Russia. L'unica pressione effettiva e cogente, non retorica allo specchio col cappello di Napoleone magari, la mette Donald Trump. La stessa conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che sta andando in scena a Roma ha un senso se, come giustamente dice la premier Meloni, è pensata come iniziativa complementare a quella americana, ma non esiste nessuna ricostruzione senza la presenza militare economica americana, come non esiste nessuna pace senza l'iniziativa diplomatica difficilissima, a volte frustrante, complicata di Donald Trump. Ce lo dice la Russia in primis, quindi per l'ennesima volta ricestiniamo tutte le analisi dei dotti. Grazie a tutti e a domattina. Tra un manifesto e lo specchio